Nell'ambito delle iniziative della settimana dedicata alla protezione civile e cultura, continuano gli incontri con le scuole. Oggi è stata la volta degli alunni dell'Istituto Nautico Gallo, sezione di Porto Empedocle, dirigente scolastica Giovanna Pisano, che ha partecipato alle esercitazioni antincendio svolte in ambito portuale avvenuta presso il porto con la collaborazione degli uomini della Capitaneria e dei Vigili del Fuoco. Allora, intanto oggi quarta giornata della settimana di protezione civile, abbiamo fatto questa esercitazione qui al porto dove è stato simulato un incendio in imbarcazione con il recupero di 2 naufraghi e 2 feriti. Ci sono presenti tutte le istituzioni che fanno parte della protezione civile, quindi in questo caso abbiamo la Capitaneria di Porto, il 118, la protezione civile regionale e provinciale, il comune di Porto Empedocle e delle associazioni di volontariato, nonché anche la parte importantissima, i Vigili del Fuoco. Come sì, è successo il mese scorso, quindi si è verificato un incendio e onestamente la macchina di protezione civile ha funzionato, non ci sono stati feriti e quindi vuol dire che stiamo lavorando bene, dobbiamo seguire questa strada per aumentare, come diceva Sua Eccellenza il Prefetto, questa cultura di protezione civile. Sì, abbiamo in contemporanea nell'aula Pellegrino del Libero Consorzio si sta svolgendo un incontro con le classi superiori, in presenza abbiamo il liceo classico di Agrigento e da remoto tutte le altre scuole. È importantissimo, quindi sì, è un'occasione preziosa per la nostra scuola, per il nautico di Porto Empedocle, perché i ragazzi stanno concretizzando sul campo quello che genericamente viene anche studiato teoricamente nelle aule scolastiche. Oggi questa simulazione che si inquadra e si inserisce nella settimana della protezione civile è proprio una simulazione a tutto tondo, perché sta attenzionando casi di dispersi in mare, cause di inquinamento successivo all'incidente navale e quindi permette anche casi di ustionati, quindi permette con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, oltre che chiaramente della Capitaneria di Porto, di affrontare una situazione complessa e vedere come in realtà purtroppo oggi è di grande attualità questo tipo di interventi in mare e si realizza grazie all'intervento degli uomini di mare ma anche delle altre forze che contribuiscono a proteggerci e salvaguardare la nostra salute. È una grande occasione per voi oggi essere qui e vedere e toccare con mano quella che è una vera e propria esercitazione. Esattamente, noi solitamente queste cose le vediamo in atto teorico, mentre oggi abbiamo avuto il piacere di vederlo anche praticamente. Grazie anche alle attitudini che si svolgono qui abbiamo il piacere di incontrare, anche avere un'esperienza con mano, diciamo, con anche la Guardia Costiera, la Protezione Civile, specie durante la settimana appunto dedicata a loro, alla Protezione Civile. Quindi noi ringraziamo la Capitaneria di Porto che ci offre questa opportunità relative appunto a vedere quello che facciamo in ambito teorico in pratica e come vengono svolte tramite limiti e regolamenti che tipo SAR, che è il regolamento di legge dell'inquinamento, Marpol anche, per l'appunto il salvataggio di 2 naufraghi e pure anche l'eliminatamento di una zona possibilmente di sicurezza dove ci sono uomini dispersi in mare e anche un incendio a bordo.